Questo è un servizio, offerto dal maestro Cleo. Operatore di scienze esoteriche, viste a Rai, Mediaset e Sky, specializzato in legamenti e ritorni d'amore in 35 giorni. Come conquistare un uomo e una donna vergine. Hai perso la testa per un vergine? Metticela tutta per sedurlo perché ha bisogno di tempo per sapere se può contare su di te. Non perderti i nostri preziosi consigli per fare cadere ai tuoi piedi un vergine. La Vergine è il segno perfezionista dello zodiaco. Puntiglioso e a volte snervante, non lascia nulla al caso, tutto è programmato nei minimi dettagli. Ligio al dovere e alla morale, stabilisce sin da subito una linea da seguire e evita modifiche e proroghe. Si aspetta lo stesso dalla sua metà, non ci sono alternative. Onesto e sincero, ricerca la perfezione nell'altro e una volta che l'ha trovata non la lascia più. Sogna di fondare una famiglia e di vivere in armonia. Come far perdere la testa ad un vergine? Adora le cose ben fatte, l'ordine e l'armonia lo rassicurano. Il partner dei suoi sogni deve essere modesto e discreto, se possibile un uomo, donna per bene. Sogna una persona che si sappia prendere le sue responsabilità e che eccella nel ruolo di moglie o marito. Per sedurlo mostragli che lo conosci bene e che sai come renderlo felice. Dimostragli il tuo interesse in maniera discreta e non esitare a farti in quattro per soddisfare le sue richieste. La Vergine in amore. È inquieto per natura, dubita di tutto e tutti, e a volte perfino di se stesso. Quando ama si fa in quattro per far felice la sua metà. È autocritico e si fa carico anche dei problemi che non lo riguardano. Qualità del Vergine. Sa ascoltare pazientemente gli altri senza mai giudicare. È un ottimo consigliere per i suoi cari e riserva sempre un'attenzione particolare al suo partner. Difetti del Vergine. È un fanatico del lavoro ben fatto e spesso questo lo rende davvero fastidioso per chi gli sta intorno. La sua pignoleria spesso maniacale può spesso spingerlo a diventare intollerante verso famiglia e amici. Ciò che apprezza. Questo segno possiede un carattere perfezionista e scrupoloso. Si concentra sui piccoli dettagli e fa in modo che tutto sia fatto con ordine e logica. Ha una morale di ferro e uno spiccato senso del dovere. Non lascia mai nulla al caso. Adora l'ordine e l'organizzazione, ne è ossessionato. Dotato di uno spiccato senso del dovere e di capacità professionali impressionanti, è un lavoratore modello. Ciò che detesta. Questo segno odia perdere il controllo sulla sua vita, l'imprevisto lo fa andare completamente fuori di testa. Sta per i fatti suoi per evitare di essere indiscreto e inopportuno. In amore, non ama lasciarsi troppo andare, è razionalmente inaccettabile. Non sopporta le persone disordinate, non le capisce proprio. Ciò che ci fa impazzire. La Vergine è un segno prudente in amore, è sensibile e preferisce andarci piano. È emotivo anche se cerca di nasconderlo. I suoi sentimenti sono profondi e quando si impegna in una relazione è certo della sua scelta ed è dolce e romantico. Quali sono le passioni della Vergine? Con una personalità simile è quasi inutile dire che i nati sotto il segno della Vergine siano più a loro agio in discipline intellettuali piuttosto che in quelle sportive. Anche se non è raro che eccella in alcune discipline di precisione come il tiro a volo, il biliardo o il golf. È un vero asso nei puzzle, negli scacchi e nei cruciverba. Insomma basta che ci sia il cervello di mezzo.